Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Direttore Filippo Antonelli, come è nata la collaborazione con il comune di Falcade? È nata prima della fine del 2022. Ci stavano i nostri responsabili degli uffici marketing che erano in contatto con il comune di Falcade e si cercava una località più vicino alla città di Venezia, una località più che facesse parte del nostro territorio, visto che l'anno scorso mi avevano raccontato che la squadra era andata un po' troppo lontana e c'era stata anche qualche problematica rispetto ai nostri tifosi di stare vicino alla squadra e quindi con questa volontà, siamo venuti a sapere che questo campo era completamente nuovo e poi step by step abbiamo costruito l'accordo. Step by step è stato detto a più riprese, però 4 anni è un accordo veramente lungo. Sì, è lungo perché si vuole lavorare sulla continuità, si vuole creare una casa del Venezia, si vuole dare la possibilità al tifoso di organizzarsi ed essere vicino alla squadra magari in quel periodo, prenotarsi le vacanze, avere la possibilità di non vedere proprio la località come un ritiro o andiamo in ritiro o andiamo via da Venezia, andiamo in un'altra parte di Venezia, ecco, questa è la volontà, per quello speriamo che questi 4 anni siano meravigliosi ma chissà, magari potrà anche essere più lungo come accordo, però intanto ci godiamo questi 4 anni in una località meravigliosa. Dicevate che non è nulla escluso a priori, però per quanto riguarda le amichevoli si diceva in conferenza stampa che la squadra è là soprattutto per lavorare più che per fare amichevoli, lavorare in senso stretto, in senso di allenamento. Sì, stretto nel senso di allenamento, sarà molto duro per i ragazzi, insomma ci sarà il mister che sicuramente creerà le basi per avere una squadra che possa mettere benzina per il resto del campionato, quindi luglio si sa non è un momento di amichevoli e le amichevoli sicuramente le faremo ma un po' più avanti. Sindaco, allora, una partnership di 4 anni con il Venezia che praticamente si troverà a inaugurare il vostro campo sportivo. Sì, è una partnership di 4 anni, abbiamo finalmente chiuso l'accordo, un contratto lungo, siamo molto contenti perché abbiamo intenzione di costruire il futuro, il calcio Falcade. Sì, il campo non è mai stato inaugurato perché ci è stato consegnato alla fine dello scorso anno dopo anni di lavori, è stato completamente rinnovato, ristrutturato nel campo che è stato fatto a dimensioni regolari e anche gli spogliatoi nuovi di zecca e finora non abbiamo fatto neanche l'inaugurazione, quindi verrà inaugurato direttamente dal Venezia quando verrà in ritiro. Una località Falcade che, oltre alla Rei e raccogliere anche il Venezia, diventa sempre più la casa dei veneziani sportivi, si può dire? Si può dire, anzi lo diciamo con orgoglio, Falcade diventerà la casa dello sport per il Venezia. Già ospitiamo la Rei maschile e femminile e ora iniziamo con il Venezia Calcio e quindi siamo orgogliosi, siamo convinti che i veneziani, già tanti presenti a Falcade come turisti veneziani, amano Falcade e siamo convinti che aumenterà ancora il numero di veneziani che frequenterà il nostro paese. Ecco, il campo non avrà tuttavia le tribune per motivi, dicevate, di autorizzazione, i tempi erano stretti, comunque è un aspetto su cui lavorerete. Sì, allora quest'anno siamo arrivati lunghi perché era la prima volta per noi, non avevamo una società sportiva, è stata creata ad hoc per gestire la situazione. Pensavamo di mettere le tribune di tubi innocenti, però c'è anche la vicinanza col torrente, ci vogliono dei permessi speciali, quest'anno non le metteremo. A livello di amministrazione abbiamo comunque intenzione, in collaborazione con il Venezia, cercando di capire quale sia la soluzione migliore, di preparare per il prossimo anno, per i prossimi anni, delle gradinate che possano ospitare qualche centinaia di tifosi durante i ritiri, durante le amichevoli.